all'inizio dei nostri notiziari, ben trovati subito i titoli delle principali notizie di quest'oggi. Ma a combattere l'evasione fiscale sono anche i comuni, 5 le amministrazioni che hanno siglato accordi con l'Agenzia delle Entrate. Intanto il Municipio di Venezia ha già segnalato una decina di furbetti. Sentiamo. Cominciano a dare frutti gli accordi anti-evasione firmati da alcuni comuni e l'Agenzia delle Entrate. In provincia di Venezia sono 5 al momento i municipi che hanno sottoscritto il protocollo. Oltre al comune capoluogo si tratta di Mira, Spinea, Cavallino e Portogruaro. Da Venezia sono partite 10 segnalazioni che, se dopo i controlli porteranno al recupero di tasse non pagate, faranno arrivare nelle casse dell'amministrazione le somme non riscosse e le eventuali sanzioni. Per il sindaco Giorgio Orsoni si tratta di una collaborazione iniziata da tempo che darà i suoi frutti. Sì, l'abbiamo già fatto da tempo. In pratica il comune segnala agli ispettori dell'Agenzia delle Entrate casi sospetti di possibile evasione fiscale in settori come commercio, professioni, edilizia e possesso di beni e indicatori di elevate capacità economiche. Anche Portogruaro ha sottoscritto l'accordo e invierà le segnalazioni al fisco. I residenti del grande centro del Veneto orientale sono d'accordo con questo genere di azioni. Insomma, penso che chi evade le tasse è giusto che le paghi e quindi va bene. Penso che sarebbe bene che tutti pagassero le tasse, perché purtroppo io sono uno di quelli che le pago. Penso che sia giusto, perché in Italia ruba troppa gente e dovrebbero fare il loro lavoro meglio, visto che siamo avanti con i tempi ed è un paese che si fa ridere in giro per l'Europa. I cittadini di Portogruaro sono con Mario Monti: se tutti pagano le tasse si inizierà a doverne pagare di meno. È giusto che chi non paga le tasse le paghi, così forse paghiamo tutti un po' meno.